Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Il problema di Isambiente, che a causa del sequestro dei conti correnti da parte della magistratura non è in grado di pagare gli stipendi nei prossimi giorni ai oltre 100 suoi dipendenti e mette concretamente a rischio anche il proprio servizio di asporto rifiuti, è uno di quei problemi che non fa dormire la notte un sindaco, o quantomeno non mi fa dormire. Abbiamo concordato con ISA, ieri ci ha mandato una fattura di 434.000 euro, abbiamo sollecitato di fornirci in gran fretta le nuove coordinate bancarie che potranno essere aperte anche presso la tesoreria del comune di Gorizia. Lunedì perciò noi saremo in grado di liquidare a ISA ben 434.000 euro in modo tale da consentire all'indomani, martedì, con queste risorse di pagare ampiamente gli stipendi agli oltre 100 dipendenti e naturalmente alle società che si attendono risorse da parte di ISA. La mia doppia preoccupazione, una era quella di oltre 100 famiglie che in un momento in una tragedia economica come questa, che vede tantissime famiglie che non riescono a raggiungere davvero non la terza ma nemmeno la seconda settimana, aggiungere disgrazia su disgrazia sarebbe stato impensabile, e almeno questo problema l'abbiamo in questo momento risolto. La doppia preoccupazione perché sarebbe altrettanto impensabile non mettere ISA nelle condizioni di proseguire nel suo servizio di asporto rifiuti. Dico che appunto è impensabile che il territorio della nostra provincia, che il territorio della nostra città sia apoliticamente prevedibile, sacchi davanti a tutte le case, lungo tutte le strade, al netto delle gravi condizioni igienico-sanitarie che ciò deriverebbe. Non entro nel merito della decisione della magistratura perché assolutamente non mi compete, voglio essere fiducioso, ottimista che questo intervento da parte della magistratura possa mutare e si possa perciò giungere al dissequestro dei conti correnti di Isambiente. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.